dove un 19enne è morto dopo un tuffo in piscina, forse un malore o un infarto. L'ipotesi della gara di apnea con gli amici, la procura apre un'indagine e dispone l'autopsia. Bambino di 3 anni rischia di annegare a Bibbione, salvato dai bagnini. Al secondo episodio in 2 giorni il miglioramento. Il bimbo soccorso ieri, ma preoccupa l'aumento di incidenti con protagonisti più piccoli. Uno scontro frontale tra una moto e un'auto è costato la vita questa mattina alle porte di Belluno a Tommaso Pison, 46 anni, avvocato originario di Sospirolo. L'incidente al Boscone. Un banale diverbio che finisce in un brutale pestaggio è accaduto in centro a Torreglia. 47enne albanese al pronto soccorso, arrestato un magrebino, un moldavo denunciato. Biglietterie automatiche della stazione di Venezia manomesse con degli skimmer per clonare i dati delle carte di pagamento. La polizia rintraccia e denuncia 2 cittadini romeni. Primo caso di febbre dengue nel territorio dell'Ussotto Berica. Si tratta di un minorenne rientrato da una vacanza all'estero, accompagnato al pronto soccorso, ora in isolamento domiciliare. Risveglio particolare questa mattina con la nebbia d'agosto dovuta all'umidità record registrata la scorsa notte. Intanto il caldo non dà tregua e la crisi idrica si fa sempre più allarmante. Si sono presentati in 380 al Palazzetto dell'Arcella a Padova per 6 posti di lavoro come educatori per scuole dell'infanzia e nidi comunali. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano che ci porta nel Vicentino, a Montecchio Precalcino. Un ragazzo di 19 anni è morto in piscina. La procura ha aperto un fascicolo di indagine e disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo. In segno di rispetto e dolore la piscina oggi rimane chiusa. È quanto scritto sul foglio affisso all'esterno del cancello dell'impianto in via Venezia a Montecchio Precalcino, dove è avvenuta la tragedia. Leonardo Cortese, 19 anni, nativo di Rovereto, è morto dopo essersi tuffato nella piscina più grande di questa struttura, oggi deserta. Un silenzio assordante dopo le urla di ieri, le prime quelle dell'amico con cui Leonardo sempre stesse gareggiando per gioco in una prova di apnea. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo una volta ripescato il corpo e la corsa disperata all'ospedale in eliambulanza fino al pronto soccorso di Vicenza. Con l'intervento dei carabinieri di Thiene, la procura ha disposto l'apertura di un fascicolo di indagine per omicidio colposo contro ignoti. Il pubblico ministero Hans-Röderik Blattner è giunto sul posto per verificare il contesto in cui è avvenuto il dramma. Leonardo sembra avesse attraversato l'intera vasca sott'acqua dopo essersi tuffato, poi un malore o un altro evento gli ha impedito di riemergere. Per accertare la causa esatta della morte sarà necessaria l'autopsia, la cui autorizzazione ufficiale è attesa a breve. Resta il dolore e lo sgomento per gli amici e i familiari di Leonardo, scomparso in un contesto gioioso e rilassato dopo essersi diplomato al liceo scientifico Galileo Galilei di Trento, dove risiedeva. Si trovava in vacanza in zona da alcuni parenti che risiedono a Villa Verla. Il dolore a nome della comunità di Montecchio Precalcino espresso dal sindaco. Una piscina gestita da privati, in questo momento appunto le autorità stanno facendo le indagini, ma a quanto ho preso si tratta di una morte naturale, di un arresto cardiaco. Purtroppo quando accadono questi fatti le parole da dire sono veramente poche, se non che da parte mia e da parte di tutta la comunità di Montecchio ci stringiamo attorno ai familiari di questo ragazzo che è venuto a mancare in modo così improvviso in un momento di serenità. Facciamo vedere questa notizia dell'ultima ora che è arrivata dal Corriere del Trentino. Si tuffa per salvare il figlio nel lago di Caldonazzo, poi il malore grave. Un 43enne, l'uomo residente a Bassano del Grappa, avrebbe visto il figlio di 4 anni in difficoltà e si sarebbe gettato nelle acque. Entrambi sono stati rianimati sulla spiaggia e trasportati in ospedale. E ora invece a Bibbione ancora un dramma sulle spiagge del Veneto, dove un bambino, il secondo in 48 ore, ha accusato un malore mentre era in acqua, è stato salvato dai bagnini. Si allunga la scia di incidenti in mare a Bibbione. Un bambino di 3 anni ha rischiato nelle scorse ore di annegare ed è stato recuperato dall'assistente bagnante mentre si trovava in arresto cardiorespiratorio. Dopo le manovre di rianimazione è stato ritrasportato all'ospedale di Padova, dove ha ripreso a respirare autonomamente ed è ora fuori pericolo di vita. Solo nella giornata di lunedì, invece, un altro bambino di 5 anni era stato rianimato dopo una grave sindrome da annegamento.
È ancora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono in miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita. 2 episodi ravvicinati che hanno spinto il presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, Lorenzo Braida, a lanciare un appello. Da tempo succedeva che non ci fossero 2 eventi così ravvicinati riguardanti delle creature di 5 anni, insomma. Questo ci fa pensare che l'approccio del nuovo turismo, diciamo, che si sta affacciando sulla costa adriatica sia diverso rispetto allo scorso anno. I mercati di provenienza fanno riferimento al mercato tedesco, ma le famiglie di fatto, pur arrivando dalla Germania, hanno origini diverse. Questo fa sì che abbiano anche un approccio diverso con l'acqua. Non sono sicuramente abituati al mare. I genitori purtroppo si fidano delle possibilità dei bambini che magari vanno in difficoltà, la gente è tanta, non ci si accorge, è un bambino piccolo, sta presto ad andare in arresto cardiaco, bevono e ci si accorge che è già tardi. E tante volte i bambini sono in acqua e i genitori stanno a scrollare il telefono sotto l'ombrellone. Quindi siamo molto, molto attivi, molto attenti, ma anche molto preoccupati. Sul doppio salvataggio è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha elogiato la professionalità e la prontezza dell'assistente bagnante, sottolineando il ruolo decisivo delle prime manovre di rianimazione. Un ringraziamento anche alla macchina dei soccorsi, dal SUEM 118 all'ospedale di Padova, definita dal governatore una catena salvavita capace di fare la differenza. A Belluno ora un violento scontro frontale tra una moto e un'auto è costato la vita stamane a Tommaso Pison, 46 anni, avvocato, originario di Sospirolo. Pochi istanti, un impatto frontale, poi solo il silenzio interrotto dalle sirene e dal rumore di Falco 2 atterrato in mezzo alla strada. Sono da poche passate le 8:30 quando al Boscon, lungo la statale 50 del Grappa e Passo Rolle, all'altezza dell'incrocio per San Fermo, una moto e una station wagon si scontrano frontalmente. Un urto devastante. In sella c'è Tommaso Pison, 46 anni, originario di Sospirolo. I soccorsi arrivano in pochi minuti. Dall'ospedale San Martino si alza in volo anche l'elicottero del SUEM 118, ma ogni tentativo è inutile. Per il motociclista non c'è nulla da fare. Sotto shock la conducente dell'auto, una donna bellunese di 73 anni trasferita al San Martino per accertamenti. Per oltre 3 ore la statale resta completamente chiusa, con pesanti ripercussioni sul traffico tra Belluno e Sedico. Le auto vengono deviate lungo la sinistra Piave, mentre sul posto arrivano e lavorano polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale ANAS. Spetterà ora agli agenti della stradale ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e chiarire cosa abbia provocato il tragico frontale. La notizia della morte di Tommaso Pison si diffonde rapidamente a Sospirolo e a Belluno, dove era molto conosciuto. Avvocato, lavorava alla VHV Italia Associazioni, già Valpiave Assicurazioni, come liquidatore danni. Faceva parte anche del direttivo del Centro Studi per la Montagna Sospirolese. Aveva appena comprato la moto, racconta con commozione il presidente Michele Schiocchet. Tommaso Pison lascia i genitori e un fratello. Un banale diverbio che finisce in un brutale pestaggio è accaduto domenica pomeriggio nel centro di Torreglia, nel Padovano. Ad avere la peggio un 47enne albanese. I carabinieri invece hanno arrestato un magrebino e denunciato un moldavo. Si cerca un terzo complice. Il brutale pestaggio è finito proprio qui a ridosso di un notissimo locale nel centro di Torreglia, dove nel pomeriggio di domenica i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno bloccato un 39enne nordafricano che stava brutalmente colpendo con calci e pugni un uomo steso a terra. Erano le 16:30 circa quando al 112 è arrivata una richiesta di aiuto. Secondo le prime indagini, il diverbio sarebbe partito a qualche centinaio di metri di distanza dalla piazza a causa di un banalissimo sguardo. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti ed avere la peggio è stato un 47enne albanese che vive ad Abano, finito al pronto soccorso con 2 costole rotte e contusioni varie, dimesso con una prognosi di 45 giorni. Con il nordafricano arrestato in flagranza con l'accusa di lesioni personali aggravate, altre 2 persone. Uno di loro è stato identificato. Si tratta di un moldavo di 47 anni, residente a Vigonza, denunciato per rissa. Un episodio di una violenza gratuita
uscita su cui anche il sindaco Marco Rigato vuole fare piena luce. L'intenzione mia, insomma, è di approfondire la questione per capire quali sono i motivi di quanto è accaduto e se nel territorio di Torreglia in questo momento magari circolano situazioni che vanno attenzionate dal punto di vista della sicurezza. Le indagini continuano con l'esame delle immagini registrate dalle telecamere della zona. Il territorio videosorvegliato, tra l'altro proprio un anno e mezzo fa avevamo installato anche dei nuovi apparati e le forze dell'ordine hanno fatto richiesta di accesso alla videosorveglianza. Il 39enne arrestato, già noto alle forze dell'ordine, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, è stato trasferito al carcere Due Palazzi di Padova. L'uomo era infatti già stato affidato in prova ai servizi sociali, prova che domenica pomeriggio è stata violata. E ora la violenta aggressione con un coltello avvenuta a Campomarzo, siamo nel Vicentino. La polizia ha individuato e catturato l'aggressore. Si tratta di uno straniero irregolare in Italia che è stato espulso. È un uomo di origini pakistane di 38 anni, irregolare in Italia, il protagonista dell'aggressione domenica scorsa avvenuta ai danni di un suo connazionale a Campomarzo. La vittima, un 41enne ferito al collo da un'arma da taglio, aveva denunciato l'accaduto e descritto il suo aggressore ai poliziotti della questura. Proprio una squadra delle volanti ha individuato poi il sospetto, che si trovava in possesso di una dose di hashish e di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri. Negando di averlo usato, l'uomo ha però ammesso l'aggressione. Per questo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Vista la sua presenza irregolare sul territorio nazionale, nei confronti del 38enne è stato emesso un provvedimento di espulsione del prefetto, seguito dal suo accompagnamento e trattenimento al centro di permanenza per il rimpatrio a Gradisca di Isonzo. E ora invece a Venezia erano riusciti a installare nelle biglietterie della stazione dei dispositivi in grado di rubare i dati delle carte di pagamento. 2 persone di origine rumena sono state scoperte dalla polizia, che li ha rintracciati in un albergo il giorno prima che lasciassero l'Italia. 2 persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver installato degli skimmer in alcune biglietterie automatiche della stazione Santa Lucia di Venezia. Si tratta di dispositivi in grado di clonare i dati identificativi e di sicurezza delle carte di pagamento. Le indagini erano scattate dopo la segnalazione di alcune anomalie nelle biglietterie automatiche di Trenitalia installate nell'atrio della stazione, 5 delle quali presentavano piccoli fori sul lettore contactless. Al loro interno, personale specializzato della Polizia Postale ha trovato dispositivi di clonazione dati delle carte di credito, immediatamente sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnico-scientifici. L'analisi dei filmati, degli impianti di videosorveglianza e altri elementi tecnici, raccolti anche grazie a informazioni di natura info-investigativa provenienti dal servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, hanno infine portato alla denuncia di 2 rumeni rintracciati in una struttura ricettiva cittadina il giorno prima che lasciassero l'Italia. Nella loro stanza i poliziotti hanno trovato e sequestrato diverso materiale idoneo alla manomissione di sportelli di pagamento elettronico, oltre a cavi per collegamenti elettrici e traffico dati. Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Finora l'area della stazione di Venezia era balzata agli onori della cronaca per il proliferare dei borseggiatori, la vendita di biglietti falsi del vaporetto o al massimo la presenza di portabagagli abusivi. La clonazione delle carte di credito con macchinari inseriti nelle biglietterie automatiche rappresenta senz'altro un grosso passo avanti tecnologico nell'attività criminale dell'area. Se già la scoperta di una rete organizzata in ampie associazioni piramidali specializzate nel borseggio elevava il fenomeno pickpocket da microcriminalità a criminalità organizzata, con bande strutturate e ramificazioni internazionali, colpire attraverso le biglietterie automatiche amplia potenzialmente e di parecchio il numero delle vittime. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, la stazione di Venezia è frequentata mediamente da 82.000 persone al giorno, per un totale di circa 30 milioni di presenze l'anno. Giustizia riparativa, la strada possibile anche nel caso del cronista Adriano Cappellari. Chiarire la posizione di Adriano Cappellari, questo evidentemente in una logica collaborativa. Credo che ci sia spazio per collaborare e per poter definire quanto prima questa vicenda.
L'avvocato Roberto Rigoni Stern, difensore del ventenne cronista Adriano Cappellari di Enego, ha assunto mercoledì scorso le cronache nazionali come simbolo negativo per il finto attentato e il coinvolgimento della premier Meloni e del prete anticamorra Don Maurizio Patriciello, con l'obiettivo di diventare famoso, ha le idee ben chiare. A breve incontrerà il PM Alessia Grenna, con la quale valutare uno schema di giustizia riparativa per recuperare il ragazzo nell'ottica dello spirito della Costituzione. La giustizia riparativa non cancella i reati di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato, né sostituisce il processo, ma offre a Cappellari un percorso riabilitativo parallelo fondato sull'assunzione di responsabilità, sul dialogo e la ricomposizione del danno provocato alla comunità. Il percorso di giustizia riparativo, che è una novità del 2022 introdotta dalla ministra Cartabia, potrebbe rappresentare per il ragazzo l'occasione per il processo di ricostruzione della fiducia. Ecco perché l'avvocato Rigoni Stern conclude. Francamente la grande spinta, mediatica di questo fatto ci ha portati in primo luogo a concentrarci sulla persona di questo ragazzo, un ragazzo giovane, è un ragazzo che deve essere tutelato ed è un ragazzo che deve essere supportato. Si è registrato invece il primo caso di febbre dengue nel territorio di competenza dell'Ulsotto Berica. Abbiamo ricevuto ieri questa segnalazione di dengue, è il primo caso. 3 settimane fa circa abbiamo avuto un primo caso di chikungunya. Si tratta di malattie trasmesse dalla puntura di zanzara acquisite all'estero in corso di viaggi. Anche in questo caso infatti la malattia è da importazione dopo un soggiorno in area tropicale. Protagonista suo malgrado un minore residente in centro storico nella zona Corpus Domini. Al ritorno da una vacanza all'estero si era recato al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo a causa del persistere di una sintomatologia febbrile. Scoperta la causa è stato quindi disposto l'isolamento fiduciario nella sua abitazione. Si tratta di una malattia che nella maggior parte dei casi presenta sintomi molto lievi o addirittura asintomatica. I sintomi anche di questo caso, che sta bene, sono di tipo simile influenzale, quindi la febbre, il malessere generale, la nausea, mal di testa. In casi eccezionali può anche avere dei sintomi più gravi fino alle forme complicate ed emorragiche. Ecco perché l'Ulsotto Berica raccomanda la massima attenzione al ritorno da viaggi in zone tropicali di sintomatologie anche modeste che, se trascurate, possono indurre peggioramenti e soprattutto contagi pericolosi per soggetti fragili che potrebbero essere infettati da punture di zanzara, il vero nemico da combattere. Per questo il Comune ha disposto una disinfestazione mirata nel quartiere di residenza del minore. Da stasera partiranno 3 giornate di lotta adulticida che verrà effettuata da ditta specializzata incaricata dall'ULS e lotta larvicida. Qui è massima l'importanza della collaborazione, oltre che del Comune con il quale siamo in stretto contatto per le aree pubbliche, ma di ogni singolo cittadino per la gestione e per l'accesso da parte della ditta di disinfestazione nelle aree private. Ed è stato un risveglio particolare questa mattina quello di alcune aree del Veneto con un fenomeno ribattezzato la nebbia d'agosto dovuto all'umidità record registrata la scorsa notte. Se la giornata di oggi segna temperature di poco inferiori ai record di ieri, di sicuro molti ricorderanno questi primi giorni di agosto per la comparsa di un fenomeno decisamente fuori stagione. Una nebbia, a tratti anche piuttosto fitta, si è registrata all'alba e fino a metà mattina per dissolversi e alzarsi intorno alle 10, come mostrano queste immagini inviateci da Luca Tecchiato con vista sui Colli Euganei. La nebbia nel periodo estivo è un fenomeno possibile seppur non frequente, spiega proprio Luca Tecchiato di Meteo 5.0, dovuto al calo della brezza la scorsa notte, con un'assenza della ventilazione che ha sospinto le correnti molto umide e calde in questi giorni, con un tasso di umidità vicino al 100% in certi casi nelle ore notturne. Questo fenomeno, associato alla mancanza dell'irraggiamento solare, fa sì che l'umidità aumenti e si depositi nei bassi strati, favorendo la formazione
formazione di minuscole goccioline che creano una nebbia che, a differenza del periodo invernale, dura poco perché appena il sole comincia a riscaldare si dirada rapidamente. Nebbia a parte, il caldo torrido per ora non dà tregua con l'apice che dovrebbe essere toccato nella giornata di giovedì. Tra giovedì e sabato i modelli segnalano un probabile passaggio di aria instabile con temporali anche molto forti che porteranno a un abbassamento per ora solo temporaneo delle temperature. E ora il caso Speedline. I lavoratori hanno approvato ieri sera l'accordo sindacale per il passaggio di proprietà al gruppo torinese Sigit. Svolta storica per lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala. I lavoratori hanno approvato l'intesa con il gruppo torinese Sigit con una maggioranza schiacciante di oltre il 90% dei voti favorevoli decisi durante le 3 ore e mezza di assemblea sindacale. Quindi adesso i prossimi passi saranno di capire e gestire tutto il passaggio nei prossimi mesi, quindi circa a metà settembre, quando verrà costituita la nuova società dove dovranno confluire tutte le lavoratrici e i lavoratori che oggi sono in amministrazione straordinaria. L'accordo mette definitivamente la parola fine a una complessa vertenza durata 4 anni. Nonostante alcune dolorose rinunce sul fronte salariale, la priorità assoluta è stata data alla continuità industriale del territorio e alle famiglie dei lavoratori e lavoratrici dello stabilimento salese. Il primo obiettivo era quello di mantenere il presidio industriale a Santa Maria di Sala e questo siamo riusciti a farlo, nel senso che la sede e il sito produttivo rimarranno là, le produzioni continueranno a rimanere lì. Il secondo tema riguardava quello occupazionale. Siamo partiti da un limite di 160 lavoratrici e lavoratori che dovevano passare e nella discussione siamo riusciti ad arrivare a portare di là quasi l'intera occupazione, quindi 202 lavoratori. Il terzo punto era quello che afferisce al tema del taglio del costo del lavoro. Anche qui abbiamo dovuto fare delle rinunce, i lavoratori hanno dovuto fare delle rinunce, ma rispetto a come eravamo partiti, ovvero un taglio molto importante che rasentava più del 20% del salario, siamo riusciti ad abbassarlo in maniera significativa e quindi a mantenere alcune voci importanti nella busta paga delle lavoratrici e dei lavoratori. Il piano di reindustrializzazione garantisce infatti il salvataggio dello stabilimento con la salvaguardia dei posti di lavoro, segnando il riscatto per una delle più importanti realtà del comparto automotive veneziano. Ora il lavoro che dovremmo fare sarà quello di monitorare, che è quello che abbiamo ottenuto nei prossimi mesi, lo faremo trimestralmente, l'attivazione del piano industriale che ha presentato Sigit e dall'altra parte al tempo stesso monitorare il fatto che nell'arco dei prossimi mesi e del prossimo anno si possa provare a riconquistare tutti quegli istituti, quelle indennità che andavano a valorizzare il salario e la dignità dei lavoratori di Speedline e che in qualche modo in quota a parte abbiamo perso. Soddisfazione da parte dei sindacati che parlano di una vittoria delle responsabilità che permette alla storica fabbrica di Cerchi in Lega di ripartire. E io credo che adesso si veda una piccola luce in fondo al tunnel. E si sono presentati in 380 al Palazzetto dell'Arcella a Padova per 6 posti di lavoro come educatrici ed educatori per scuole dell'infanzia e nidi comunali. Abbiamo raccolto le loro voci. Sono un'educatrice e sono specializzata al nido e quindi lavoro. È stato un disagio per le persone che si erano già programmate, insomma, che sapevano che sarebbe stato a luglio, poi trovarsi che è stato spostato, c'era chi aveva già prenotato ferie, quindi non è proprio stato simpatico perché si sono persi questa possibilità. Com'è andata? Non lo so, non so dirlo, l'unica cosa è che faceva un caldo da morire. In molti hanno sfidato il caldo di quest'estate per partecipare al concorso indetto dal Comune di Padova per 5 posti come educatrice di asilo nido e 1 come insegnante di scuola dell'infanzia. In tutto circa 380 persone divise per i 2 concorsi si sono presentati al Palazzetto dello Sport in Piazza Azzurri d'Italia in quartiere Arcella a Padova. Noi stiamo effettuando questo concorso non per tantissimi posti perché c'è un posto di ruolo per insegnante di scuola dell'infanzia e 5 posti per asilo nido.
Certo che però il concorso poi verrà fatto fra 3 anni circa, per cui abbiamo bisogno di una graduatoria aperta da cui pescare laddove ci sarà bisogno di sostituzione del personale che se ne va, quello che va in pensione, quello che magari viene trasferito e quindi ci troviamo nella impossibilità di avere delle persone. Più di qualche malumore tra gli aspiranti educatori per la data del concorso ad inizio agosto. Noi avevamo 2 strade, o farlo prima, però in questo modo mettevamo a rischio l'esecutività dei centri estivi perché non avevamo il personale, oppure mettere a rischio il concorso che si doveva fare ad agosto e quindi non avere il personale pronto per settembre. Abbiamo preferito dare corso ai centri estivi, che comunque sono una importante possibilità per i genitori e per le famiglie, e a settembre, se non iniziano dal 1° di settembre le persone che saranno scelte dal concorso, comunque ci sarà il personale MAD che potrà sostituirli. Prima un test a crocette, poi verranno fatti gli orali. Molta l'attesa per lavoratori che vivono da anni il precariato. Un po' di anni che lavoro come educatrice. Quanti anni ha fatto di precariato, diciamo? È tutto un precariato questo settore, purtroppo non è valorizzato come dovrebbe. Cioè, gli educatori sono sempre un po' visti come l'ultima ruota del carro e non è una bella cosa. È un po' triste. C'è uno stretto legame tra lo stato di infiammazione dell'intestino e alcune malattie neurodegenerative, a dirlo uno studio condotto dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. BSSG, ovvero beta-sitosterolo beta-di-glucoside. È la tossicità di questa molecola, secondo uno studio condotto da Francesca Terrin, coordinato da Nicoletta Plotegher e Luisa Dalla Valle del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, che produce uno stato di infiammazione intestinale e precede l'insorgenza di malattie neurodegenerative. Il BSSG è uno sterolo glicosilato di origine vegetale presente in alcuni alimenti che già in passato era stato associato alla comparsa di patologie come la sclerosi laterale amiotrofica e il parkinsonismo demenza, grazie ad osservazioni nella popolazione dell'isola di Guam. Le ricercatrici hanno dimostrato, attraverso l'impiego di 2 modelli animali, come l'esposizione cronica al BSSG induca precocemente un marcato stato di infiammazione intestinale che si manifesta molto prima della comparsa di segni di neurodegenerazione. L'identificazione di questo legame con lo studio pubblicato sulla rivista Journal of Biomedical Science apre nuove prospettive allo sviluppo di strategie preventive e terapeutiche mirate alla tutela del benessere dell'asse intestino-cervello. Si chiude con questa notizia il telegiornale del Veneto. Grazie per averci seguito. Le previsioni del tempo come sempre dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.